Alle nostre spalle uno dei più bei panorami, dei più bei belvederi che il lago di Garda possa dare. E pensate che siamo a San Zeno di Montagna. Perché? Perché siamo nell'entroterra di questo splendido territorio che è appunto il Val do Garda. E con noi è il presidente dell'Unione Montana del Val do Garda, oltre che sindaco di San Zeno, che è Maurizio Castellani. Benvenuto sindaco. Buongiorno e benvenuti a San Zeno di Montagna. Ecco, io oggi rappresento l'Unione Montana del Val do Garda, che sono presidente. È un progetto, direi, fantastico, è iniziato nel 2015-2016. Grazie all'intuito del GAL abbiamo messo in piedi un progetto a regia importante. E io dovrei ringraziare due persone, l'ex sindaco di Ferrara di Montebaldo, Rossi Paolo, e il mio consigliere Gambino, Carlo, che hanno iniziato questo percorso, un percorso fatto di insieme, fatto di gruppo, fatto di territorio. Dovevamo fare un progetto che doveva coinvolgere più comuni e abbiamo coinvolto 9 comuni, quindi 9 comuni importanti, e ci è stato finanziato 1.400.000 euro che abbiamo preso, indirizzato ai vari comuni. I vari comuni hanno fatto varie iniziative, da iniziative da chi Ponte Tibetano, noi a San Zeno l'outdoor delle vie, un altro ponte è stato fatto anche a Brentino, altre iniziative sono state fatte a Malcesine, abbiamo fatto la via de Mes che parte a Malcesine, Brenzone, arriva a Torri del Benaco, abbiamo le vie del vino, le vie del percorso del vino, cioè un insieme, abbiamo fatto un insieme, una bella operazione. E bisogna dire, Presidente, che l'entusiasmo che ognuno di voi trasmette a un giornalista e tramite noi anche al mondo che ci sta vedendo è concreto, quindi vuol dire che la intuizione si sta concretizzando, sì. Al punto che voi avete messo in moto anche un'operazione innovativa per eccellenza, la comunicazione mediatica attraverso il web, attraverso un smartphone, attraverso gli strumenti della comunicazione. Esattamente, perché di questo progetto c'era una parte che era a capo dell'Unione Montana del Val do Garda. L'Unione Montana doveva fare da coordinatore di tutti i vari progetti fatti dai vari comuni, quindi ha messo in piedi un sistema di tabellazione e di indicazione, in correlazione una app, tutta una serie di video che vanno a promuovere questo nostro bellissimo territorio. Senta Presidente, l'obiettivo è senza alcun dubbio la promozione del connubio tra turismo e sport, indirizzata a contribuire al perseguimento dello sviluppo locale sostenibile in tutte le vostre aree. Allora, la emozione che dà sentirsi protagonisti di questo momento, che tipo di emozione è? È un'emozione grandissima, perché poi con questo progetto facciamo vedere il nostro territorio, di questo nostro bellissimo territorio che l'abbiamo, appunto, come diceva lei, l'abbiamo ripreso, era già bello, ma lo ricordiamo che è bello. Un grazie anche a tutti i sindaci dei 9 comuni che hanno collaborato con me e mi hanno dato modo di poter portare a termine questo bellissimo progetto. Grazie a tutti i colleghi sindaci. Noi ringraziamo il Presidente Maurizio Castellani, con lui tutti i sindaci e gli amministratori che abbiamo incontrato sulla nostra strada. Sta piovendo, noi stiamo prendendo dell'acqua, ma sopra di noi risplende il sole.